Figura anche Chioggia tra i comuni che beneficeranno dei contributi per interventi di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati con ripristino delle aree interessate. Oltre alla nostra città, gli altri che potranno godere di tali contributi saranno Schio, Cornuda, Cintomaggiore, Cologno Lei Colli, Mira, Bolzano Vicentino, San Michele al Tagliamento, Rozzo e Casale di Scodosia. Il bando era stato proposto il mese scorso su proposta dell'assessore Bottacin, promosso dalla Giunta della Regione Veneto, e riguarda interventi relativi ad aree sia di proprietà pubblica che private dove l'abbandono sia stato accertato dall'autorità competente. Si tratta di un'importante opportunità, ha spiegato l'assessore Bottacin, per la quale avevamo messo a disposizione €500.000 con contributi singoli fino a €80.000, che oltre a risolvere problematiche ambientali aiuteranno certamente anche le casse dei comuni beneficiari, che senza questo sostegno avrebbero comunque dovuto agire con proprie risorse. Ancora una volta, conclude Bottacin, focalizziamo i nostri sforzi sulla delicata ma assolutamente importante tematica dei rifiuti, un lavoro che da tempo portiamo avanti con estrema attenzione e che non a caso ci vede in testa alle classifiche nazionali di settore per virtuosità. Attendiamo per sapere dove sarà fatto l'intervento di pulizia possibile grazie ai fondi nel nostro territorio.